Oggi vediamo il principio di Steinitz che afferma che lo sviluppo di un'iniziativa è un ambito veramente molto difficile. Infatti è difficile capire quando bisogna passare all'attacco e quando è il momento di difendersi. Quando però si è in vantaggio di sviluppo, si è costretti, si è obbligati ad andare in vantaggio anche concretamente. Non bisogna stare a consolidare ulteriormente la posizione, ma bisogna passare subito al contrattacco per sfruttare le parti deboli del nostro avversario. Guardiamo questa partita tra due giovani allievi e notiamo i vari errori. Allora, D4, cavallo F6, entrando così in una nimzo indiana. Cavallo C3 e inchiodatura d'alfiere. Classico. Donna C2, C5, D per C5, alfiere per C5 e fin qui siamo sempre in apertura. Cavallo F3, donna B6 mirando ad un attacco prematuro su F2, ovviamente il bianco si protegge e ora qui il nero teme cavallo A4 del bianco, così ritira la donna in C7 perdendo un tempo importante. Il bianco, anziché approfittarsene sviluppando l'alfiere campo chiaro, sviluppa quello campo scuro che non ha alcuna utilità messo in G2. Arrocco corto del nero, alfiere D3, Re H8, mossa inutile, ulteriore perdita di tempo da parte del nero. Il nero ne ha già persi due con donna C7 e Re H8, mentre un tempo perso da parte del bianco con alfiere D2. Il vantaggio dei tempi sta ancora al bianco. Arrocco lungo e alfiere E7. Un'altra ritirata che potremmo dire fondamentale, ma che costringe al nero quindi a un'altra perdita di tempi. Qui c'è un chiaro sviluppo, vantaggio di sviluppo da parte del bianco. Ora H3 che serve ad evitare che il cavallo entri in G4 e poi faccia una forchetta di torre su F2. In realtà qui una mossa davvero buona era data da E4, impedendo la spinta di 5 e liberando l'alfiere camposcuro. In questo modo, ora che il bianco aveva l'iniziativa, inoltre poteva giocare anche G4, seguito da qualche torre sulla colonna G. Il bianco comunque aveva una buona iniziativa e un chiaro vantaggio di sviluppo. Ora però lascia che il nero si riprenda facendo questa cattiva mossa H3. Cavallo A6, minacciando di arrivare in B4, cavallo in B5 minacciando la donna si ripara in B6 e ora inizia il contrattacco il bianco. Cavallo C5, l'alfiere è praticamente intrappolato poiché sulle case bianche non può andare, si potrebbe ritirare solo in E2 che andrebbe in una posizione veramente passiva, dopodiché i cavalli potrebbero entrare nella forte casa E4. Quindi G5, cavallo per D3 giustissima, donna per D3 e ritirata di cavallo. Ora c'è questo possibile piano formato da alfiere C3 che inchioda il re col pedone G7 e poi la spinta H4, H5 con la spinta liberatoria G6. Questo era un piano veramente molto valido e ancora una volta il bianco non intuisce, non prende iniziativa e gioca E4, che al momento non aveva tanto senso. A6, alfiere 3 minacciando la donna A5, cavallo C3 e B5. E ora sì che il nero prende l'iniziativa e il bianco finisce per perdere tutto quel vantaggio che aveva
preso in apertura. La partita poi finì patta, ma questo era solo un esempio per far capire come il bianco sia riuscito a perdere l'iniziativa e a non trovare la soluzione migliore anziché giocare H3. Quando si è in vantaggio bisogna cercare a tutti i costi di trovare sempre la soluzione migliore.